Io mi auguro che il Presidente trovi lo spazio mercoledì di venire a inaugurare la mostra del cinema perché merita ed è un evento importante per la città di Venezia. Se avrò l'occasione vorrò esprimere quello che pensano tutti i veneti, al di là della mia candidatura a possibile candidato per il premierato al governo. Senta, sorride anche lei perché questa è chiaramente anche una È provocazione. una forte provocazione perché credo che se riesco a trovare 30 secondi di poter parlare con il Presidente della Repubblica solo per dire al Presidente, al nostro Presidente, quello che pensano i veneti. Andiamo al voto, è la cosa più seria e più corretta. L'assessore Renato Boraso non è nuovo a queste uscite, si era candidato anche per la presidenza del Porto, ma questo suo nuovo passo di oggi è decisamente molto più coraggioso e ironico. Ovviamente se avessi la possibilità di incontrare il Presidente gli direi però a gran voce quello che pensano oggi i veneti in modo particolare, torniamo alle urne, perché di fronte a un ipotetico mostro di scelta politica tra PD e 5 Stelle sinceramente negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 8 anni di governo con il PD senza mai aver vinto le elezioni. Sinceramente io vorrei esprimere con tutta onestà intellettuale al Presidente della Repubblica Mattarella ciò che vogliono i veneti in questo momento, cioè andare alle urne. Certo è che se le cose dovessero andare per le lunghe non è detto che possa arrivare a Venezia per la Biennale Cinema il Presidente Mattarella. Sì, è di questa mattina la notizia che probabilmente per la terza volta consecutiva forse il Presidente Mattarella non ce la farà. Io sono personalmente molto dispiaciuto. C'è stato l'evento di Amatrice 2 anni fa, l'anno scorso il disastro del Ponte Morandi. E se non dovessi incontrare Mattarella a Venezia, cosa fa? Prende l'aereo e va a Roma? Continuerò con la mia battaglia anche scrivendo in maniera concreta. E ovviamente se è difficile incontrarlo, ma credo che la comunicazione istituzionale c'è.